Adesso però è il momento di cambiare argomento e parlare della giornata della legalità. Domani 23 maggio, l'anniversario della strage di Capace, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, e da allora, era il 1992, ogni anno si ricorda non solo il sacrificio di Falcone ma l'impegno contro le mafie e al rispetto della legalità. Anche Taranto domani vivrà questa cerimonia nel ricordo di Giovan Battista Tedesco, una delle vittime innocenti di mafia di Taranto. L'iniziativa organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e da Libera Taranto, e noi questa mattina ne parliamo con il presidente di ANM Taranto, Francesco Sansobrino, che è in collegamento con noi. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e radioascoltatori. Allora, innanzitutto perché ricordare Giovan Battista Tedesco, che lo dico a chi ci ascolta, era di professione uno dei vigilanti dell'Italsider di allora, fu ucciso dalla criminalità perché si oppose ai loro traffici illeciti anche all'interno dello stabilimento siderurgico. Perché, dottore, proprio Giovan Battista Tedesco? Buongiorno, allora noi abbiamo deciso come Associazione Nazionale Magistrati insieme a Libera di commemorare le vittime della strage di Capaci e in generale le vittime di tutte le mafie in modo semplice ma che riteniamo simbolico, sotto l'abitazione di Giovan Battista Tedesco, perché è un luogo pubblico, non istituzionale, non al chiuso, che non va dimenticato e deve ricordarci il sacrificio di chi non si è voluto voltare dall'altra parte. Abbiamo questo luogo nella nostra città e dobbiamo quindi farne diventare memoria collettiva, impegno collettivo. Questo è il motivo per il quale abbiamo deciso di organizzare la giornata della legalità sotto l'abitazione di Giovan Battista Tedesco, soprattutto alla presenza dei familiari di Giovan Battista Tedesco e, mi permetta, anche alla presenza di altri familiari di vittime innocenti della mafia, come i familiari di Piero Carpita, Simona Carpita, la figlia, e Titti Basile, la sorella del capitano Emanuele Basile. Quindi il luogo simbolico è l'abitazione di Giovan Battista Tedesco, ma lì ricorderemo anche le altre vittime di tutte le mafie. Alla presenza dei familiari, come dicevo, di vittime innocenti della mafia residenti nel territorio tarantino, storie meno conosciute e che noi invece vogliamo portare all'attenzione delle scuole del territorio. Ecco, a proposito di scuole e territorio, c'è parte anche un nuovo progetto che si chiama Custodire la memoria, costruire giustizia. Mi pare di ricordare, se ho letto bene il comunicato, ogni scuola può, tra virgolette, adottare la storia di uno di queste vittime di mafia e tenerne vivo il ricordo. Sì, noi non volevamo esclusivamente commemorare, che già di per sé è importante, perché non possiamo dimenticare, non possiamo ridurre all'oblio il sacrificio di chi non si è voltato dall'altra parte, di chi soprattutto in questo momento ha scelto di non rimanere nell'indifferenza. Ma abbiamo lanciato un progetto, lo lanceremo nei dettagli al provveditore, all'ufficio regionale scolastico, ma abbiamo già avuto l'ok del provveditore, il direttore dell'ufficio scolastico tarantino, per far sì che questo giorno sia anche un ponte per il futuro e quindi per rendere note, conoscere le storie delle vittime innocenti di mafia, anche meno note, soprattutto quelle locali come quella di Giovan Battista Tedesco, del capitano Basile e anche di Piero Carpita, e di tutte quelle storie che decideremo insieme agli amici di Libera e all'ufficio scolastico di sviluppare insieme alle classi che aderiranno al progetto. Qual è l'obiettivo? L'idea è quella chiaramente di appropriarci anche in maniera minima del dolore dei familiari delle vittime della mafia, farne impegno collettivo e il 23 maggio dell'anno prossimo, insieme alle scuole che aderiranno al progetto, poi presentare i lavori che saranno svolti durante l'anno. E allora non resta che darsi appuntamento a domani, 23 maggio alle 10:30 in Via della Liberazione a Rione Paolo VI di Taranto, per questo momento di riflessione, ricordo, ma anche di reazione contro la criminalità e l'illegalità. Grazie al dottor Francesco Sansobrino di ANM Taranto per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, dottore.
Grazie mille a lei, grazie mille a tutti i radioascoltatori.